Buongiorno da Laureo, siamo davanti al municipio, siamo alla presentazione della 799esima Fiera di San Michele e siamo con il presidente di Castro Laurenti e con un artista che adesso ci presenta appunto il presidente. Tra l'altro un artista particolare di Rovigo che ha fatto una cosa che secondo me è giusto da rispolverare, da sottolineare, il coteccio. Perché chi gioca a carte, specialmente nel nostro territorio, sa l'importanza di questo gioco che di solito fa arrabbiare chi ci gioca, però dopo questo ne parliamo. Mi spieghi, Presidente, cosa presentate oggi? Allora, oggi presentiamo il torneo di questo gioco di carte che ha una peculiarità molto importante: si gioca solo a Loreo ed è un gioco di origini triestine e lì c'è una storia molto particolare sul come si è arrivato fin qui, e con delle regole che, pur riprendendo quelle del gioco originali, ma hanno delle caratteristiche uniche, perché qui c'è tutta una mediazione durante il gioco e si rischia anche, per fare una mano, di andare a rifare, come si dice proprio durante la partita, di andare a rifare veramente decine di volte. Ecco, però adesso spieghiamo la presenza dell'artista. Lei praticamente ha fatto delle carte particolari che ricordano naturalmente il Polesine, primo perché probabilmente è un polesano anche lei di Rovigo, ma perché ha voluto fare questa cosa? Allora, il discorso delle carte si chiamano le polesane e sono carte da briscola, da 3 set e da tanti giochi. C'è una collaborazione in atto da tempo, un'amicizia col comune di Loreo e con i vari gruppi, e per cui hanno detto perché non proviamo a impostare questo gioco, questa tradizione, questo gioco, con le carte che sono proprio dedicate al nostro Polesine. Quindi con molto piacere, quindi con Teccio, questo gioco che ha una lunga tradizione, verranno fatte delle prove e vedremo un po' appunto sfruttando queste carte che hanno, ogni carta è qualcosa che richiama il nostro amato Polesine. Domanda, lei gioca poi a Coteccio? Io non so come si gioca a conteggio, sono molto curioso del gioco, io gioco qualche volta a briscola, però ecco, i giochi io li vedo sia come divertimento ma anche come modo per entrare nella cultura dei vari paesi, e di conseguenza con molto piacere mi approccio a qualcosa di nuovo, vedendolo da un certo punto di vista anche artistico. E lei, giovane Presidente, gioca a Coteccio? Sì, Ah, sì, ho avuto la fortuna di aver imparato da gente veramente brava ed è un gioco, appunto, sì, molto divertente. Dove ci si arrabbia molto? Dove ci si arrabbia molto proprio perché c'è tutto questo gioco di mediazione tra i vari compartecipanti.